Buongiorno, bentrovati col notiziario di Prealpina.it che apriamo con la cronaca. Grave incidente questa mattina a Cairate dove un ciclista è stato investito da una moto. L'uomo è in gravi condizioni. Vediamo il servizio di Veronica De Rio. Schianto alle 7 di mattina, oggi 17 maggio a Cairate, sulla provinciale in via Pietro Nenni, una bicicletta e una moto sono entrate in collisione poco dopo le 7. Gravissimo il 55enne in sella alla bici che è stato trasportato all'ospedale di Circolo di Varese con il soccorso. A ricostruire la dinamica sono i carabinieri della compagnia di Busto Arsizio insieme alla polizia locale. Sul posto anche gli operatori del 118. E ancora cronaca, 30 persone sono state arrestate oggi dai carabinieri in varie province della Lombardia. Le accuse sono di traffico e illecita detenzione di armi da guerra e armi comuni, detenzione e traffico di stupefacenti, rapina, estorsione, furto, ricettazione e riciclaggio. L'indagine è partita dai carabinieri di Sesto San Giovanni. Si tratta, secondo gli inquirenti, di un vasto gruppo criminale italiano che ha costituito una rete di spaccio di droga e di armi su tutto il territorio regionale, compreso il Varesotto. E spostiamoci ora a San Giorgio sul Legnano dove questa mattina una bimba di appena 5 mesi, rimasta chiusa in auto, è stata salvata dai carabinieri e dai vigili del fuoco. L'allarme è scattato in via Roma, i carabinieri hanno notato una donna che si sbracciava, si sono avvicinati e la donna ha mostrato che la figlia era rimasta chiusa accidentalmente nell'auto in sosta con chiavi e borsa rimaste all'interno. Non è stato possibile forzare la serratura della portiera e così è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco che hanno rotto un finestrino. La bimba è stata così liberata. A Varese lavori per migliorare i percorsi pedonali e i marciapiedi che conducono dal centro a Villa Milius. Vediamo il servizio curato da Barbara Zanetti, le immagini sono di Stefano Benvenu. Lavori in corso in una vasta parte del centro cittadino per garantire un percorso pedonale senza rischi a chi cammina nell'area compresa tra il parcheggio di via Sempione e Villa Milius e viceversa. Sono infatti in corso i lavori di rifacimento di alcuni tratti di marciapiede o della realizzazione ex novo. I lavori progettati dal Comune prevedono anche il rifacimento del viale alberato lungo viale Aggugiari che consente appunto di arrivare più facilmente a Villa Milius. Temperature ben superiori alla media stagionale. A Varese maggio fa già rima con estate. Ecco il servizio curato da Luca Spriano. Un mese di maggio che alle latitudini varesine sembra quasi piena estate. La conferma arriva dagli esperti del Centro Geofisico Prealpino di Varese. Oggi sole, formazione di cumuli, possibilità di isolati rovesci, ma nel complesso stiamo vivendo una giornata molto calda e afosa. Le temperature arriveranno anche a 30 gradi. Previsioni analoghe per domani, temperature in lieve calo ma sempre molto caldo, pur con possibili rovesci e temporali nel pomeriggio e in serata. Un ulteriore aumento delle temperature invece previsto tra giovedì e venerdì. Insomma, a maggio sembra già estate. E questa è l'ultima notizia, appuntamento col TG delle ore 19. Buona giornata.